La riperimetrazione del parco archeologico della Valle dei Templi è un argomento che ad intermittenza ritorna di grande attualità. Lei da consigliere comunale si è molto battuto, ha fatto tante battaglie, adesso c'è la futura amministrazione, ecco, questo è uno dei nodi sui quali bisogna puntare. Perché rideterminare, perché riperimetrare il parco archeologico? La richiesta di riperimetrazione del parco archeologico di Agrigento non nasce da una iniziativa astratta, bensì è stata una puntuale prescrizione, imposizione direi io, da parte degli organi regionali, per l'appunto da parte dell'assessorato dei beni culturali, il cui dirigente generale, con circolare numero 5 del 2010, ha stabilito che tutti i parchi archeologici siciliani e con essi anche quello di Agrigento dovevano essere riperimetrati alla luce delle disposizioni recanti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Cosa dice il Codice dei beni culturali? Il Codice dei beni culturali dice che un parco archeologico è un ambito nel quale sono ubicati tutti i monumenti. Quello di Agrigento non può essere definito un parco archeologico perché all'interno di esso vi sono autorimesse di autobus, vi sono case di cura, vi sono proprietà private, vi sono distributori di carburanti, vi sono ristoranti, vi sono edicole, insomma ci sono tutti usi ed attività che nulla hanno a che spartire con un parco archeologico. Quindi la riperimetrazione del parco archeologico, come lei ha ben evidenziato, nasce da una, ecco, come detto, da una precisa, diciamo così, disposizione regionale. Per cui quella piantina in verde, quel perimetro in verde che vedete, altro non è che la Valle dei Templi stabilita dal codice e le zone di Maddalusa, Centonze, Parco Oliva, Cugnovela, San Calogero Bianco, San Leonardo, sono tutte fuori il perimetro della Valle dei Templi.